Cagliari e Torino volevano vincere, ma alla fine non sono riusciti nel loro intento, si sono annullati a vicenda. Il risultato 0-0 è quanto mai sintetizzante quello che è successo nei 90 minuti. Il Cagliari senza Castro ha cercato di fare di necessità virtù, ha fatto giocare soprattutto Ionizza nella zona di tre quarti, un po' Barella in un'altra parte della gara, ma senza riuscire a produrre gioco, senza riuscire a impensierire quasi mai la squadra granata. Dall'altra parte un Torino senza Mazzarri, che nel finale di gara ha cercato di vincere la partita con 3 cambi votati all'attacco che hanno messo un po' in difficoltà il Cagliari. È salito sulla scena Cragno per riuscire a salvare il risultato con una serie di parate che hanno permesso di mantenere il punteggio sullo 0-0. Il Cagliari 2 volte solo si è affacciato dalle parti di Sirigu e tutti e 2 i casi nel recupero, prima del primo tempo con un cross deviato poi da Barella che si è adagiato sulla parte alta della traversa e con un tiro di De Sena al 91esimo che si è perso al lato, sempre a sinistra del portiere. Insomma, una partita che alla fine ha concesso un punto, quel punto che serviva per tenere lontane le concorrenti che inseguono. Non è arrivata la vittoria che poteva invece valere un cambio di obiettivi nel corso della stagione. Il Cagliari deve salvarsi e peraltro con la lista di infortuni che si stanno verificando, oggi si è fermato anche Pavoletti costretto ad uscire, al suo posto è entrato a freddo Cerri, con la lista degli infortuni chiaramente ora Maran deve stare attento a gestire il gruppo all'inizio di quella che è una vera e propria maratona di partite, ce ne sono altre 7 compresa la Coppa Italia da qui alle vacanze per Capodanno. Quindi un punto che fa a brodo, però contemporaneamente un punto che non rassicura. Bisogna fare punti e magari vincere a Frosinone in uno scontro diretto che diventa determinante per tenere lontano le squadre che stanno ad inseguire e per eventualmente rimandare quel discorso legato a un cambio di obiettivi che oggi, dopo le diverse tegole cadute sul Cagliari, sembra essere un obiettivo un po' più lontano.